Si è svolta sabato scorso la tradizionale festa del crocifisso e del subacqueo di Posta Fibreno, giunta alla 28ª edizione. Una manifestazione molto sentita dall'intera cittadinanza e da tutto il comprensorio, che è stata organizzata dal Comune di Posta Fibreno in collaborazione con la Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, la Soscuba ed il Comitato Feste. Il crocifisso è stato fissato nel 1977 e dal 91 sono iniziati i festeggiamenti civili che poi si sono caratterizzati anche dall'aspetto religioso, e quindi questa festa anno per anno ha preso ruolo ma anche evidenza a livello regionale, perché poi viene fatta in collaborazione con la Soscuba e quindi noi poi riceviamo un sacco di gruppi sub da tutta la regione, anche fuori dalla regione, che mandano 1 o 2 rappresentanti in tutte le operazioni di riemersione del crocifisso, e poi quando ci sarà la riimmissione l'8 settembre. L'evento ha richiamato lungo le rive del lago una importante presenza di fedeli e di turisti, tutti desiderosi di assistere ad una festa unica del suo genere, con il suggestivo momento della riemersione del crocifisso grazie al lavoro dei subacquei, che in seguito è stato condotto in processione a bordo della tipica imbarcazione postese La Nave, lungo un percorso illuminato dalle fiaccole e al termine dai fuochi piromusicali. Ad attendere lo sbarco centinaia di persone nella piazza Carpello, che hanno accolto il crocifisso ed hanno sfilato insieme alle congregazioni religiose lungo le vie limitrofe al lago in processione, insieme al parroco Don Antonio Valente e a Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Gerardo Antonazzo. È davvero partecipata alla festa di quest'anno in particolare perché abbiamo proprio accolto tantissima gente, non solo a motivo della parte così suggestiva della riemersione del crocifisso dal lago, ma per quello che ho notato, per un sentimento e un affetto devozionale verso il crocifisso molto bello, che dà tanta speranza, perché, come ho anche annunciato nel commento al Vangelo, noi che molto spesso siamo cercati da tante luci superficiali, immaginando che questo possa darci in qualche maniera la risposta alle tante ricerche, in realtà è quella luce che promana dalla croce, che dà risposta a quella nostra ricerca e a quelle nostre domande, soprattutto sulla sofferenza e sul dolore, che senza la croce di Cristo e senza quel senso di amore che è l'unica ragione della croce di Cristo, sono domande alle quali non troveremo nessuna risposta. Quindi un momento, credo, di grande nutrimento spirituale per la tanta gente che ha goduto di questa preghiera comune e di questo segno della croce che sempre domina, regna nel cuore di tutti noi cristiani. Al termine dell'evento religioso sono stati caldamente ringraziati tutti i subacquei presenti per il loro contributo alla festa, una manifestazione iniziata grazie a loro e che prosegue sempre più con passione. Se non ci fossimo stati noi ci sarebbero stati altri subacquei, sicuro si sarebbe fatta, perché lui l'ha deciso. Io sono entusiasta di questa festa perché sono tanti anni che vado avanti con questa manifestazione che per me è bellissima, per cui la faccio nel modo veramente col cuore, tutte le volte mi emoziono. Per l'intero mese di agosto il crocifisso resterà su una piattaforma galleggiante per permettere a tutti i visitatori di ammirarlo e sarà poi ricollocato sul fondo del lago domenica 8 settembre.